Buongiorno amici, oggi ci troviamo a Pale, una frazione del comune di Foligno. Arriveremo alla cima del Sasso di Pale, eccola lì, dove sta quella croce e c'è quell'antenna, facendo circa 500 metri di slivello, un percorso non molto impegnativo, ma ci sta una parte artistica molto interessante, quindi rimanete sintonizzati che adesso ve la farò rivedere. Ci vediamo dopo, ciao! Bene amici, c'è tantissimo vento, siamo arrivati in cima sul Sasso di Pale, alto circa 950 metri. Questa che è di fronte a me è il ripetitore radiotelevisivo della RAI, questa è la croce alta circa 16 metri e dietro tutto il panorama, nello specifico la città di Foligno. Dato che c'è tantissimo vento, adesso ci ripariamo, breve sosta e poi scendiamo giù facendo un percorso ad anello. Ci vediamo dopo, ciao! Esattamente vicino alla sezione della RAI, adesso abbiamo trovato un posto per ripararci temporaneamente dal vento prima di iniziare la discesa.
Bene amici, l'attività è terminata, siamo tornati al punto di partenza, quella è la cima che abbiamo raggiunto oggi, dove ci sono le antenne. Spero che il video vi sia piaciuto, inizia a fare freddo, quindi torniamo a casa e ci vediamo presto con un nuovo video. Qualora il video vi fosse piaciuto mettete un like e iscrivetevi al canale, ci vediamo presto in un'altra località italiana, sicuramente un'attività molto interessante. A presto, ciao!